Zagabria, una città confinata in casa dal coronavirus, è stata colpita anche da un terremoto. Il commissario europeo per la protezione civile Lenarčič conferma l'impegno di Bruxelles per combattere la pandemia. Il coronavirus ha di fatto fermato la produzione industriale, gravissime le conseguenze per i paesi dell'est, i rischi delle speculazioni. Il Covid-19 ha alzato un muro tra Italia e Romania dopo anni di intensi legami economici, lavorativi e culturali. Un gioco da tavolo inventato da una designer di Cracovia per fare conoscere ai bambini le donne che hanno fatto la nostra storia. La riparazione del mondo, romanzo dello scrittore Slobodan Schneider, racconta la storia della comunità tedesca che viveva in Croazia. Domenica scorsa, 22 marzo, un terremoto ha colpito Zagabria. La capitale croata era già in quarantena totale per la pandemia da coronavirus. 2 scosse di magnitudo 5.5 subito dopo le 6 di mattina hanno costretto la popolazione a correre nelle strade e nei parchi della città, rompendo per necessità le rigide norme della quarantena sanitaria. Una ragazza di 15 anni è morta, una ventina i feriti gravi, migliaia gli sfollati, gravi danni nella parte storica della città, mentre i quartieri costruiti in calcestruzzo dal 1950 in poi hanno resistito bene. Per i danni subiti sono stati evacuati anche alcuni ospedali, danneggiati molti siti storici come la chiesa di San Marco, il Palazzo del Sabor, il Parlamento e il Palazzo del Governo. È crollata anche una parte di uno dei 2 campanili della cattedrale. Le autorità sanitarie hanno intensificato i controlli per il timore che il terremoto abbia potuto aumentare il numero di contagi da coronavirus. Ecco la sala operativa della Protezione Civile Europea. Come quelle di molte istituzioni a Bruxelles, anche la sua attività non ha un legame immediato con la vita dei cittadini, ma di fronte all'impatto davvero senza frontiere del virus, anche il compito di coordinamento fra gli Stati assume un valore nuovo. Il commissario europeo per la gestione delle crisi, lo sloveno Lenarčič, non si nasconde certe lentezze della macchina burocratica, ma ricorda che l'allarme era partito per tempo. La Commissione europea aveva lanciato un avvertimento a proposito di questa infezione già nei primi giorni di febbraio. Ricordo di aver parlato di questo nel centro di coordinamento per le emergenze in una conferenza stampa a un gran numero di giornalisti. Avevo detto che questo virus è una minaccia seria e che doveva essere trattato come un grave pericolo per la salute pubblica. E per questo posso dire che la cosiddetta burocrazia europea non è stata per niente lenta. Come avete fatto a gestire 2 emergenze allo stesso tempo, il virus e il terremoto in Croazia? Questo è stato il momento peggiore in cui poteva capitare questo terremoto. Abbiamo subito organizzato gli aiuti per la Croazia. Il governo di Zagabria ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile e sono contento di poter dire che c'è stata una risposta molto veloce. In questo vorrei sottolineare la prontezza dell'Italia e di alcuni Stati membri. Questo dimostra che c'è una solidarietà europea. Tutti i sistemi di protezione civile di tutti gli Stati membri stanno subendo un'enorme pressione. Anche in questa occasione, però, abbiamo visto che la solidarietà europea funziona, come abbiamo visto con l'assistenza data alla Croazia. Nell'area dei Balcani c'è anche un grosso problema, quello delle condizioni dei profughi che cercano di raggiungere l'Europa attraverso la Bosnia e la Grecia. Cosa state facendo? La Commissione europea in modo attivo assiste i paesi che sono coinvolti per offrire una sistemazione adeguata e assistenza sanitaria. Cerchiamo di aiutare la Grecia, ma anche la Bosnia, per garantire che queste persone abbiano un trattamento degno e appropriato. Da sloveno cosa ha provato quando sono tornati i controlli alla frontiera con l'Italia? La Slovenia ha rallentato il traffico delle merci, non lo ha bloccato. Lo ha solo rallentato perché ai confini meridionali e orientali della Slovenia le frontiere erano chiuse. Il governo sloveno
ha contattato i paesi vicini e insieme hanno trovato una soluzione organizzando un sistema di transito che funziona bene. Il problema è stato risolto, almeno per quanto mi risulta. Mi risulta che al confine tra la Slovenia e l'Italia non ci sono grandi problemi e ne sono felice. Per tutti noi è un imperativo assicurare il libero transito delle merci. Dipendiamo tutti da questi beni, tutti noi. Il coronavirus, oltre che lutti e dolore, sta provocando danni gravissimi all'economia. L'industria europea è ferma. Alla tragedia provocata dalla pandemia si aggiungono le guerre commerciali di Trump contro la Cina e le speculazioni sul prezzo degli idrocarburi. Le conseguenze sono che l'Est Europa, che fornisce soprattutto parti di ricambio per i trasporti, per il settore automotive, per le parti meccaniche, per la costruzione e carpenteria italiana, avrà una grossa battuta di arresto, perché essendosi già fermata la nostra economia, e non solo, ma anche quella europea e tedesca, per i 3 mesi, e andando incontro all'estate e non sapendo esattamente quando finirà il virus, le previsioni sono di rimanere fermi almeno per 6 mesi, e quindi questo comporterà naturalmente un grosso problema per le economie del centro-sud Europa legate al nostro manifatturiero. L'accordo tra Putin e sauditi per aumentare la produzione di petrolio e gas e far scendere i prezzi degli idrocarburi è saltato mentre a causa del Covid-19 sono crollati i consumi. L'obiettivo era limitare la produzione americana con la tecnica del fracking, la frantumazione idraulica degli strati rocciosi dei giacimenti. Naturalmente Putin e i sauditi puntano sul fatto che il loro prezzo di produzione è molto più basso, quasi la metà di quello del fracking americano. Tuttavia, le riserve americane sono molto forti e sono state implementate da Trump. È un gioco molto risico, perché il barile, se scende al di sotto dei $30, nonostante le assicurazioni di Putin che potrebbe resistere a quel prezzo a 3 anni, io credo che comporterebbe un grave danno per il bilancio russo, che è in buonissima parte, oltre il 40%, fatto sulla vendita di petrolio. La caduta dei prezzi degli idrocarburi ha provocato una svalutazione del rublo, che il Cremlino ha arginato vendendo valuta pregiata e oro, di cui la Russia è uno dei maggiori produttori mondiali. Sotto la presidenza Putin, la Russia è passata da 500 milioni di tonnellate di oro a 2441, un balzo enorme, proprio destinato a garantire il bilancio russo nelle fasi di difficoltà e nelle transazioni con gli altri paesi, poiché appunto tutti sanno che la Russia fa il bilancio sulle esportazioni energetiche e quelle di armamenti. Naturalmente questo potrà bastare per un periodo di tempo, perché il fondo di garanzia russo è andato oltre i 130 miliardi di dollari. Tuttavia anche qui è un problema di mesi. Il fondo può naturalmente garantire, ma non dura in eterno. Quindi naturalmente la Russia è oggi forse uno dei più grandi, secondo detentore di oro, la banca centrale può garantire, ma tutto questo comunque è destinato poi a trovare una fine se l'economia e il prezzo del petrolio non si riprendono. Una situazione in bilico con il coronavirus che costringe l'Europa a una economia di guerra, ad esempio con fabbriche tessili riconvertite per produrre mascherine e la chimica a riscoprire il cloro, ma anche borse impegnate in speculazioni in cui, come sempre alla fine del ciclo, la perdita di uno sarà il guadagno di un altro. La facciata della storica biblioteca di Sarajevo, come anche il Ponte Vecchio di Mostar, sono stati illuminati con il tricolore italiano in segno di solidarietà e di riconoscenza della Bosnia ed Erzegovina per l'Italia colpita dal coronavirus. Con lo stesso spirito, anche l'ambasciata della Lituania a Roma, nel giorno in cui la Repubblica Baltica ha festeggiato la propria indipendenza, ha illuminato in segno di solidarietà con i colori nazionali il Colosseo.
Così vicine, così lontane, il coronavirus ha alzato un muro tra Italia e Romania dopo anni di intensi legami economici e culturali. Dell'essere partner non solo bilaterale ma anche in un contesto di integrazione europea ha direi rinsaldato i rapporti che sono tradizionali e direi storici. Più di 20.000 imprese italiane e se il costo del lavoro aumenta restano indubbi vantaggi fiscali, personale qualificato e condizioni ideali per investire e per vivere storie di successo. Come quella di Giacomo Billi, 40 anni, toscano di Cortona, una laurea in economia aziendale alla LUISS e master a Londra e Milano. Billi, con alcuni soci italiani, avvia in Romania progetti nel campo delle energie rinnovabili, approfittando dei generosi incentivi concessi dal governo rumeno. Ma quando Bucarest ci ripensa e retroattivamente cambia le disposizioni, sembra tutto finito. Invece decisi di rimanere in Romania e di fare asset management, di gestire per conto di investitori che avevano fatto questi investimenti. Lì è stata l'idea di essere quella interferenza, quella interfaccia fra il mondo rumeno e il sistema rumeno e gli investitori stranieri. Con 52 milioni di euro di fatturato, la Alive Capital è leader incontrastato in Romania nel campo della gestione dei patrimoni di chi investe in energie. Sono 98 investitori diversi provenienti da tutto il mondo. I principali investitori sono coreani, poi cinesi, poi inglesi, italiani, rumeni stessi. Siamo leader in Romania perché gestiamo il più grande portafoglio di rinnovabili come operatori indipendenti. C'è chi viene e c'è chi torna. Tra chi ha scalato le montagne sporcandosi le mani tra piatti da lavare e cucine da riassettare, c'è Alexandru Sautner, rumeno di origini tedesche. La sua è una storia di emigrazione al contrario. Să zic, primul meu contact cu gastronomia italiana l'am avut in Germania. Quando sono arrivato in Germania sono stato assunto da una famiglia di origini siciliane che aveva un ristorante. Quello è stato per me il primo approccio con la gastronomia italiana. Dopodiché ho lavorato presso un altro ristorante dove ho fatto di tutto, barista, pizzaiolo, cuoco, cameriere. Dopo qualche anno, grazie all'esperienza accumulata, ho aperto un ristorante italiano in Germania. Il legame con la Romania è troppo forte. Alexandru torna a casa e prende in gestione un lido a Mamaia sul litorale di Costanza. Allo stesso tempo apre a Bucarest un ristorante italiano. Si guarda intorno e si accorge che manca una gelateria con gusto e ingredienti italiani. Perché allora non aprirne una? All'Expo di Milano ho notato un marchio italiano del gelato e dopo un anno ho convinto il direttore generale del gruppo ad aprire con me una cremeria a Bucarest. Il risultato è stata una fila lunga 100 metri fuori dal locale. Sembrava di essere tornati ai tempi di Ceausescu, quando la gente faceva la fila per il pane. Così abbiamo aperto una seconda gelateria, una terza, fino ad arrivare a 9. E nei prossimi mesi apriremo 3 nuovi punti vendita. Pochi mesi, assicurano gli esperti, e l'emergenza sanitaria finirà. E allora sì che si potrà tornare a gustare in Romania un ottimo gelato italiano. Il Covid-19 colpisce anche la Polonia. Limitazioni ai movimenti, la preoccupazione porta le persone a rimanere a casa. Un'occasione per far riscoprire i giochi da tavolo, tra questi uno nuovissimo, allo scopo di far conoscere ai più piccoli le biografie di donne famose, sportive, scienziate, letterate, premi Nobel. Questo è Who's She? Chi è lei? A crearlo è stata la designer Zuzana Koserska-Girard. L'ispirazione per creare il gioco mi è stata data da mia figlia. Nel parco giochi ho prestato attenzione al modo in cui motiviamo le ragazze al linguaggio che invece usiamo con i ragazzi. Questa differenza mi ha irritato. I ragazzi vengono motivati con i loro risultati, gli spieghiamo quanto sono forti e capaci. Con le ragazze invece non si parla dei loro talenti, ma commentiamo soltanto il loro aspetto. Ai due giocatori viene data una scheda biografica di una donna famosa e poi, con una serie di domande, bisogna dedurre il nome della personalità in questione, da Yoko Ono alla Nobel Malala. È però vietato porre domande sull'aspetto fisico della donna di cui si cerca il nome.
In Who is She non si parla mai delle apparenze, questa è l'unica regola. Sono ammesse solo domande sul successo delle donne per mostrare alle ragazze che le donne possono affermarsi in tutti i campi, possono fare quello che vogliono e non importa come appaiono. Il gioco, oltre che delle schede, si compone anche di tavolette illustrate ad acquerello di 28 donne famose e icone femminili meno conosciute. Le immagini sono stampate su legno o carta per ridurre l'uso della plastica e il gioco è stato tradotto in 6 lingue, con la speranza di aggiungerne altre. Nella scelta delle 28 donne del gioco ho cercato di mescolare personalità molto note con quelle che lo sono molto meno. Così, per esempio, abbiamo inserito la tennista Serena Williams, ma anche Harriet Tubman, che ha combattuto contro il razzismo negli Stati Uniti. Una donna che qui in Europa non è conosciuta. Un altro obiettivo era creare un mix di interessi diversi, soprattutto scientifici, ma in cui il contributo delle donne non sempre è stato evidenziato. Naukowe i takie, w których kobiety są dużo mniej widoczne. Sul campo di gioco, tra i tanti personaggi presentati, anche la pilota italiana di Formula 1, la grande e indimenticabile Lella Lombardi. Slobodan Schneider è uno scrittore che non lascia indifferenti. In Croazia la sua prosa, ma soprattutto i suoi drammi, hanno provocato polemiche, riflessioni, rabbia e approvazione. Con questi sentimenti è stato accolto anche La riparazione del mondo, romanzo che ora è stato tradotto anche in italiano. Il racconto è un affresco della storia e del destino dei Volksdeutscher, la comunità di tedeschi con cui gli Asburgo ripopolarono le pianure della Slavonia, della Vojvodina e del Banato nelle odierne Serbia e Croazia. Questa è la storia di due persone, di una donna e di un uomo che la politica e l'ideologia hanno diviso. L'uomo di etnia tedesca fu arruolato contro la sua volontà nella Wehrmacht. La donna scelse con coscienza di aderire alla resistenza partigiana. Queste due persone erano mio padre e mia madre. Ma questo per il romanzo non ha importanza. Volevo rappresentare queste divisioni che sono comuni a molti in Europa, ma anche qui nella ex Jugoslavia o in Croazia. Bisogna cercare risposte a queste divisioni. La riparazione del mondo intreccia due riflessioni: la vicenda storica della comunità tedesca che viveva in Jugoslavia dal suo arrivo in questi territori nel periodo dell'imperatrice Maria Teresa e le decisioni del singolo, la responsabilità etica e morale della singola persona nella storia. Dilemma impersonato da Giuro, soldato di leva della Wehrmacht nel secondo conflitto mondiale, soldato che rifiuta la guerra, ma anche da Vera, la partigiana che Giuro sposa e da cui poi divorzia, che nel romanzo specchia la vicenda della rivolta partigiana contro Hitler ma anche contro gli Ustascia, i collaborazionisti croati. Uno scrittore affronta sempre solo le vicende di un individuo. Non sono un politico o un sociologo, scrivo di singole persone, delle loro scelte conflittuali l'una con l'altra. Nella storia non c'è pacificazione. Arrivato alla mia età non credo che i conflitti della Seconda Guerra Mondiale siano superabili, possano essere rimarginati. Semplicemente spero che per questi traumi non ci siano più uccisioni, morti. Qui nei Balcani ma anche nel resto dell'Europa questo è un programma minimo, ma forse anche massimo. La riparazione del mondo, la traduzione italiana è di Alice Parmegiani, intreccia la saga familiare con la storia della Seconda Guerra Mondiale e del primo periodo post-bellico. Il raccontare di Schneider è coinvolgente, drammatico, spietato nel raccontare la storia recente della Croazia, le contraddizioni, le tragedie, le illusioni, ma anche l'umanità degli uomini e delle donne che con la loro sete di vita hanno fatto la storia e sono stati anche travolti dalla storia.